e proclama la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te, voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, tenerezza per ogni creatura. Il Signore è buono verso tutti. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore con voi. Marta, sorella di Maria, di Lazzaro di Betania, e serve Gesù in casa sua propria. Viene da lui esortata a cercare l'unica cosa di cui c'è bisogno. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio di bontà, misericordia di noi, perdona i peccati, ci conduce alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre di tenerezza, Cristo Gesù ha accettato l'ospitalità in casa di Marta. Dona a tutti di servire fedelmente Cristo nei fratelli. Ti ringraziamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose ad una sola voce e dissero: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode. Offri A Dio come sacrificio la lode. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio risponde. Offri a Dio come sacrificio la lode. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Offri a Dio come sacrificio la lode. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli d'altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Offri a Dio come sacrificio la lode.
Alleluia, alleluia, alleluia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria. In quel tempo una parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: voi che andiamo a... No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che lui resta e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Lode. Delle tre parabole che Gesù adopera per incoraggiare i discepoli di questa sola, i discepoli chiedono spiegazione, non perché non la capiscano, ma proprio perché l'hanno capita molto bene. Non sono d'accordo. Una parabola quindi leggera, potente, che accoglierla può cambiare il nostro rapporto con Dio, portandoci dal negativo al positivo, dallo sguardo che giudica a quello che abbraccia. Questione quindi di sguardo. Il padrone del campo è un grande, non teme che la zizzania prevalga, ha fiducia che sarà il grano a vincere. Non si ha paure, ma con i sogni, il grano che arriva all'altezza del cuore, prospettiva solare, fiduciosa, divina. Allora agiamo anche verso noi stessi come Dio verso la creazione, per vincere il buio della notte. Lui accende ogni giorno il suo mattino. Per vincere l'inverno invia il sole della primavera. Per far fiorire la steppa fa volare nell'aria milioni, diciamo miliardi, trilioni di semi. Così il nostro spirito è capace di cose grandi solo se ha forti passioni positive, non grandi reazioni istintive.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi un'anda di salvezza. Direttamente con il Signore. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre in misericordia. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Padre di tenerezza, accogli doni che metti nelle nostre mani e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con voi. In alti i nostri cuori. Rendiamo grazie al nostro Dio. È veramente cosa buona e giusto renderti grazie e benedirti, Padre di bontà. Nella testimonianza di ti rendi sempre feconda la Chiesa e doni a tutti un segno sicuro del tuo amore. Per questo con angeli e santi cantiamo con gioia. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Il mio corpo accese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente lo Spirito uno. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Marta, Santa Maria, San Lazzaro e tutti i santi in ogni tempo. Figlio, canteremo per Cristo, io nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per aiutarci a cambiare, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo, così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. Tu liberi, Padre, da tutti i mali. Doni pace ai nostri giorni e per tua bontà vivremo sempre in paura. Nella attesa ritorni finalmente. Tu è il regno della gloria dei secoli. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non vado i peccati, ma la fede. E doni unità e pace per tutti i secoli. Amen. Pace del Signore sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati, la tristezza del mondo, beate imitate la cena del Signore. Canto 427. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia luce e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia la mia gloria, io saldo rifugio, la mia difesa. Solo io possa l'anima mia, la mia speranza, poiché il potere appartiene a Dio, tua Signore, e la grazia. Solo
Lui la mia speranza. Il tuo dono, Padre, ci libera dagli affanni delle cose che passano, così che sull'esempio di Marta progrediamo senza preoccupazioni verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con voi. Vi benedice Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata in compagnia di Marta, andate in pace. Prendiamo. 177. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo a lei. Madonna, Madonna nera.
grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti illumina il cammino, se le offri un po' d'amore, se ogni giorno parlerai a lei così. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, io viva vicino a te.